Buongiorno da Portoviro, 9 volontari di Plastic Free hanno partecipato ad una raccolta di rifiuti in zona K Isola di Cappellino, sul Po. In 2 ore di lavoro i volontari hanno raccolto 25 sacchi di rifiuti, per un peso complessivo di circa 200 kg. Tra i rifiuti raccolti la maggior parte era costituita da plastica, ma sono stati rinvenuti anche vetro, carta, metallo e altri materiali. È stata anche ritrovata una bottiglia di plastica con un messaggio proveniente dalla Croazia, a testimonianza che la plastica proveniente dal mare si spinge anche in acque interne. Alla raccolta partecipava anche il coordinatore nazionale di Plastic Free, Riccardo Mancin, che ha sottolineato l'importanza di queste iniziative per sensibilizzare la popolazione sul problema dell'inquinamento da plastica. E serve un'unità di intenti dall'alto al basso o dal basso all'alto, quindi dal cittadino alle istituzioni, ma anche dalle istituzioni al cittadino. Trasversalmente bisogna mettersi tutti d'impegno, perché se andiamo avanti così secondo me non andiamo molto lontano, perché il futuro del pianeta è macabro, tutto raccolto in pochi metri, quindi bisogna impegnarsi di più e darsi da fare se vogliamo garantire un futuro alle nuove generazioni. Diversamente è dura. Ormai è diventata incontrollabile e insostenibile. Questi rifiuti purtroppo vengono portati dal Po e non si sa da dove partono. E sicuramente ci sono anche scarichi fognari qui dentro, qui in mezzo. Vedi per esempio i cotton fioc, che se ne trovano a centinaia, migliaia, basta guardare e fissare un attimo. Sicuramente questi vengono da fognature, quindi il Po raccoglie anche scarichi fognari. Non so. Questa sembra una battaglia infinita, ma bisogna non demordere mai, insistere sempre a spiegare che questa indecenza qua non può durare in eterno.